Siamo con Antonio Pontello, un informatico di Preganziol che si candida al Consiglio regionale con la lista L'Altro Veneto, ora possiamo. Perché questa scelta e quali sono gli obiettivi, cosa insomma vuole fare in Consiglio regionale? La scelta è intanto di portare un qualcosa di nuovo dal punto di vista delle cose da fare, no? Perché attualmente ci sono tante chiacchiere, ma poi alla fine la gente normale non si vede riconosciuta in questi partiti che promuovono delle cose da anni e poi non vengono realizzate. Quali sarebbero le priorità? Le priorità sono le opere, quelle che servono alla gente comune, come la manutenzione del territorio, non avere allagamenti, avere un discorso che va al di fuori come si dice, dell'agricoltura, quella OGM oppure con veleni che poi alla fine ci ritroviamo contro dal punto di La vista sanità, insomma, ci ritroviamo, nella salute. nella sanità, sì, per diminuire il budget sanitario poi alla fine. E poi sono per il fatto che i diritti vengono sempre di più, diciamo, diminuiti alle persone che invece dovrebbero avere sempre di più bisogno. E questo noi ce lo prefiggiamo come obiettivo. Se andiamo, diciamo, in regione, lo andiamo per i diritti, per la salute e per la protezione del territorio che abbiamo intorno a noi. Centro-sinistra, tanti vi dicono, in questo modo rischiate di far vincere Zaia. Forse rischiamo di far vincere Zaia, ma sicuramente credo che porteremo più elettori a votare perché siamo appunto l'alternativa. Altrimenti probabilmente tutti quelli che pensano un po' Detto voto utile, insomma. cosiddetto voto utile, diciamo che alla fine poi resterebbero a casa. No? Noi cercheremo di aggregare le persone che pensano di vedere nelle cose, diciamo, di tutti i giorni una soluzione, come possono essere i pendolari che i treni li tolgono invece che metterli, o come che possiamo vedere che le persone non arrivano a fine mese e non si capisce la soluzione qual è, no? Perché poi tutti fanno poi le grandi opere, però le opere quelle che servono, tipo la manutenzione dal punto di vista idrogeologico, questa non viene fatta. Noi ci ritroviamo che abbiamo le falde acquifere inquinate. Faccio un esempio, io sono di Preganziol, ma sono anni che ormai abbiamo il mercurio sui pozzi e non c'è ancora una causa, non c'è ancora un responsabile, per dire, no? Quindi qui c'è una carenza che io ritengo deve essere eliminata. Non credo che ci vogliono 2 minuti o 2 giorni o un mese, però ci vuole la volontà di farlo, diciamo.